colpo di scena è arrivato un'ora e mezza dopo l'avvio del Consiglio Comunale in trasferta in Sala Bianchi causa disposizioni anti-Covid e si stava discutendo il punto 6 relativo alle modifiche statutarie della Bellunum, che ha nel suo core business la gestione dei rifiuti, i parcheggi blu e la scala mobile che da Lambioi sbuca in Piazza Duomo. A sorpresa è stato il sindaco in persona, alle spalle dell'assessore delegata al Nevegal, Yuki D'Emilia, a dare lettura dell'emendamento sottoscritto con i capigruppo di maggioranza. All'articolo 2, comma 1, è inserita la lettera I nel modo seguente. I. Gestione a tempo determinato, ovvero estate 2020, della seggiovia del Nevegal, anche in relazione all'utilizzo dei parcheggi del piazzale. Noi semplicemente cogliamo l'occasione di questa modifica statutaria per inserire una modifica che ci consente anche eventualmente di poter gestire, qualora non dovesse aprire, la seggiovia in questa estate. Apriti cielo, più di qualcuno fra gli esponenti dell'opposizione è sobbalzato dalla sedia. La presidente della commissione speciale Nevegal, la leghista Mariangela Filippin, si è avvicinata al microfono quasi senza parole. Io ho capito che stavate cercando delle soluzioni, però penso che un minimo di comunicazione, a meno che questa cosa lei non l'abbia pensata 5 secondi fa. Diluvio di critiche per metodo e forma sono arrivate dal consigliere di Obiettivo Belluno, Fratelli d'Italia, Damiano, che ha ingaggiato un botta e risposta con il collega di maggioranza Nicolini. Tanto siamo felici di sparigliare le carte, visto che la minoranza è convinta che noi non appoggiamo il nostro sindaco, cosa ovviamente che pubblicamente asserisco essere un'enorme fake news. Il voto finale è stato quasi unanime, con 2 contrari e 2 astenuti. A oggi a bocce ferme l'analisi puntuta è del capogruppo di Civiltà Bellunese Liga Veneta. Ormai abbiamo capito il giochetto, no? Sta tirando lungo, i motivi forse sono chiari un po' a tutti, elettivi o altro, ma sta tirando lungo su un'agonia di un colle purtroppo voluta da lui. Per la riapertura estiva della seggiovia è necessario che l'impianto venga ceduto dall'Alpe del Nevegal, poi servono i passaggi notarili, le manutenzioni, le figure professionali imprescindibili. Anche facendo le corse c'è chi ipotizza che non se ne parlerà almeno fino a metà agosto. È l'emendamento dell'ultima spiaggia, no? Della disperazione, la possiamo definire così, ed è sotto gli occhi di tutti il fallimento di un'attività amministrativa che doveva essere il capofila di un'iniziativa così importante per l'aspetto turistico.